tramonto inverno e alba e tramonto estate, sono punti dell'orizzonte perfettamente diciamo in armonia geometrica. Cosa intendo? Che il punto in cui sorge il sole d'inverno è opposto a quello in cui tramonta d'estate, e quello in cui sorge d'estate è opposto a quello in cui tramonta d'inverno. Cioè, se noi ci piazzassimo qua a osservare il sorgere del sole durante il corso dell'anno, vedremo che il sole si sposta sull'orizzonte, no? In un angolo definito che alla latitudine di Sirio, l'ho preso a poco, sono circa 3 km. Infatti che il sole si muove come un pendolo sull'orizzonte. Ovviamente i punti di tramonto sono speculari. Allora, i punti solstiziali sono due. Per gli antichi era perfettamente normale osservare, ma per gli antichi, sino a Copernico, diciamo, cioè sino a quando Copernico non scopre, quindi appena qualche secolo fa, che non è la Terra che ruota su se stessa e che gira attorno al Sole, era normale sino a Copernico pensare che fosse il Sole e le stelle che giravano, e la Luna che giravano attorno alla Terra. I lunari, diciamo, mostrano diverse caratteristiche astronomiche. La disposizione, la dislocazione delle torri e l'ingresso delle torri centrali. Allora, come ho detto prima, una delle regole è che almeno una linea tangente alle torri periferiche dei nuraghi complessi è orientata con l'alba o col tramonto di un solstizio o di un lunistizio. E gli eventi astronomici più seguiti erano l'alba dell'inverno e l'alba dell'unistizio maggiore meridionale. Cioè, in pratica la Luna si muove sull'orizzonte secondo lo stesso schema del Sole, con la differenza che i punti, mentre il Sole ogni solstizio arriva a punti precisi anno dopo anno, cioè se un osservatore si ponesse nel bordo di quella torre, no? A osservare, dopo magari osservare il Sole che sorge, ogni solstizio vedrebbe il Sole sorgere perfettamente allineato con questo, cioè uno piazzandosi là, lo vede perfettamente il Sole sorgere ogni anno. Invece per la Luna questo non accade, cioè nel senso che la Luna si muove ciclicamente. In poche parole, ogni mese, nel corso di un mese, la Luna va su e giù sull'orizzonte. Cioè, se oggi sorge all'unistizio minore, per dire, l'unistizio meridionale, tra 14 giorni è nel punto nord, tra 28 è di nuovo nel punto. Cioè, tra 28 giorni la Luna sorge desta poco sul punto in cui è sorta oggi. Cosa succede? In pratica, mentre quindi il Sole si sposta in un anno, la Luna fa lo stesso spostamento in 28 giorni. Però la Luna, cosa succede? Che l'ampiezza dell'arco che i punti descrivono sull'orizzonte variano da mese a mese. Cioè, in pratica la Luna c'ha un arco fisso di escursione annuale, mentre la Luna, dal punto di vista mensile, per 9 anni questo arco aumenta di un pochino. Cioè, per esempio, se oggi la Luna sorge lì, poi risale su, riscende giù, tra 28 giorni, ammettendo che il ciclo sia crescente, la troveremo che sorge un pochino, qualche primo, più a sud. Quindi, in pratica la Luna modifica i punti di arresto mese dopo mese. Per 117 lune l'ampiezza cresce, per altri 117 decresce. No? Quindi il ciclo di 18 anni è 6 mesi.
E ci sono quindi dei nuraghi che vanno a essere orientati con questi punti estremi, cioè i punti in cui ogni 18 anni e 6 mesi la Luna va sul punto minore. Un classico, un notissimo monumento orientato con la Luna, non per quanto riguarda i punti del sorgere o il tramontare, ma per quanto riguarda il transito meridiano è la Luna di Santa Cristina, cioè il pozzo Santa Cristina. Per Santa Cristina il rapporto base-altezza del pozzo fa in modo che l'angolazione che vi è tra la base del pozzo e l'apertura in alto formi un angolo di circa 11 gradi ed è lo stesso angolo che forma la Luna quando arriva alla massima declinazione, cioè in pratica quando la Luna sorge a 50 gradi di azimuth, che è la massima altezza sull'orizzonte, e in quel mese, poi la mezzanotte quando passa in alto, l'angolazione è perfettamente coincidente con quella che è il pozzo. In questo caso, ai noi abbiamo che proprio il paramento che è rimasto intatto, che poi leggete l'articolo con calma, è perfettamente orientato con l'alba dell'inverno. È approssimativamente, quindi anche col tramonto dell'estate, se ci trovassimo in un posto perfettamente piano, l'allineamento sarebbe bidirezionale. Ci sono nuraghi per esempio che hanno orientamento direzionale, per esempio l'Uraghe Loge. Ecco una cosa che devo aggiungere. Cioè la regola è questa, che tutti i nuraghi complessi hanno almeno una linea tangente orientata verso un soffitto lungo. In pratica quando i nuraghi decidevano di disporre le linee delle torri periferiche, sceglievano delle linee e quindi nel tracciare il perimetro del monumento decidevano che il monumento andava orientato o con un solstizio o con un omistizio. Però vi sono dei casi in cui la costruzione va al di là dell'orientamento, per esempio nel caso di Nuraghe Losa di Abasano. Nuraghe Losa non è solo un nuraghe che è astronomicamente orientato, Nuraghe Losa è astronomicamente concepito, cioè nel senso, mentre qua abbiamo che un lato, cioè due torri sono orientate con l'alba dell'inverno, in Nuraghe Losa la struttura è perfettamente incardinata lungo gli assi solstiziali. Abbiamo detto prima che il sole sorge d'estate in questa angolazione. Allora, il Nuraghe Losa è costruito proprio dentro gli archi, dentro gli assi solstiziali. Il fatto che pressappoco sia collocato in un orizzonte piano fa in modo che da Nuraghe Losa siano collimabili abbastanza con una buona precisione e tutti e quattro i solstizi, cioè sia le albe che dei due solstizi. Cioè chi ha deciso di costruire i loi, che costruire i loi, cosa hanno fatto? Hanno piantato un paletto qua, un paletto nell'altra torre, e hanno deciso che comunque in questi due punti dovevano passare le tangenti a due torri. Poi probabilmente hanno fatto qualcos'altro anche di astronomico nelle altre, non lo sappiamo però. Mentre a Basanta chi ha pensato di costruirlo non ha pensato prima alla costruzione, cioè la forma della costruzione e poi l'orientamento, ma la forma della costruzione dipende dall'astronomia, cioè nel senso hanno fatto un progetto? Come? Hanno fatto un progetto? Dove? A Losa. No, a Losa il progetto è conseguente a un pensiero astronomico. Sì, sì. Cioè mentre qua uno può fare un progetto di qualsiasi cosa, cioè io progetto una costruzione che è trapezioidale, no? E decido che un lato di quel trapezio lo oriento con un solstizio. Sono di fronte a una costruzione che ha una forma che decido io, che può essere per esempio una qualsiasi, e decido che un lato di quella costruzione geometrica è orientata con un solstizio o con un omistizio. Cioè in pratica il progetto è figlio di un pensiero non astronomico, però poi l'orientamento di quella costruzione che non è figlio di un pensiero astronomico è orientato astronomicamente. Invece a Losa
il progetto è figlio di un pensiero astronomico, cioè in pratica chi ha progettato l'osa non ha pensato di fare una costruzione triangolare e poi di metterla dentro gli assi sostiziali, no, ha detto siccome voglio fare una costruzione incardinata lungo gli assi sostiziali, è da lì che deriva la forma di luna ghellosa, cioè la forma di luna ghellosa è figlia di un pensiero astronomico, cioè in pratica luna ghellosa, ma anche Sant'Antonio di Torralba, sono costruzioni che sono Santa Cristina, sì, la cupola è figlia di un pensiero astronomico, no? Invece in questo caso c'è un orientamento astronomico, però la costruzione in sé non è legata. no, non c'è proprio, c'è sempre qualche altra cosa, perché la parte, però diciamo nei nuraghi come l'archiastronomia in generale, per esempio le tombe dei giganti, no, hanno un orientamento astronomico dell'asse dell'ingresso, anche le torri centrali, c'è l'ingresso delle torri. Ed è la sede il centauro venisse visto con l'uomo dove risiedeva una divinità che aveva il potere come Dio, che mentre oggi la Cina è completamente scollegata a alcuni casi dal sacro, in antichità la medicina e la competizione tolerava Scienza pura. Giovannina! Giovannina! Vi dovete spostare per favore! Ecco Maria, rimani così! Maria, metti il dito così! Se ne ancora di più. Che gente. Andate a vedere il tramonto da là. il nome sì, ma hanno dato